In attesa che si alzino davvero le paratie del Mose per arginare l'acqua alta, a Venezia si alzano le barricate contro la gestione e i costi di manutenzione dell'opera paventati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un già contestatissimo emendamento al decreto sblocca cantieri che si è attirato le ire del presidente della regione Luca Zaia come del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L'enorme costo di gestione e manutenzione del Mose è stato quantificato in 100 milioni di euro all'anno che verrebbero coperti, secondo il dicastero retto dal ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli, attraverso un'imposta di scopo con ricavato vincolato che andrebbe a gravare sui turisti, anche giornalieri, di Venezia, quali beneficiari ultimi del servizio di difesa della laguna, tenendo in debita considerazione che la città di Venezia, si legge nella relazione che accompagna l'emendamento, conta circa 28 milioni di presenze turistiche all'anno. L'emendamento stabilisce anche il passaggio di consegne dal magistrato delle acque, già abolito dal governo Renzi, ad un commissario straordinario per il Mose di Venezia. Per Zaia non esiste che si imponga ai cittadini veneti di pagare un'opera che più nazionale di così non si può. Della questione se ne deve occupare il governo. Per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro gli emendamenti presentati dal Mita al decreto sblocca cantieri sono indecenti. Brugnaro si è detto anche incredulo e scandalizzato da un'iniziativa confusa ed estemporanea che non è stata condivisa con gli enti locali. Una levata di scudi bipartisan che ha coinvolto anche esponenti del Partito Democratico e di Forza Italia per una questione che pare avere tutti i presupposti per aprire un nuovo terreno di scontro all'interno del governo.